Potrebbe uscire entro la fine del 2024 Storia di un riscatto, il film di Stefano Doardi sul lungo sequestro 30 anni fa di Giuseppe Vinci. A Villanova Forru la messa in scena di due momenti fondamentali, il corteo contro l'anonima sequestri che la moglie di Vinci organizzò a Macomer e l'appello lanciato nella chiesa di Orgosolo. Sharon è la mamma di Giuseppe Pina, Sharon la moglie di Giuseppe vanno a Orgosolo il 15 agosto a fare un appello alle donne perché sono consapevoli che queste donne stanno facendo da mangiare a Giuseppe, stanno pulendo i suoi panni e quindi gli chiedono di trattarlo bene. Tra i protagonisti lo stesso Giuseppe Vinci nelle vesti del padre Lucio. È stato un po' difficile. Ho sempre avuto un rapporto un po' particolare con mio padre. Abbiamo sempre avuto un piccolo conflitto, Forse un pudore. forse, sì. Raccontare certe scene ha un effetto emotivo, ma poi vederle ti rendi conto di quanto abbia sofferto e di quanto sia stata surreale la situazione che lui ha vissuto. Lucio, in visita sul set sul rapimento, ha anche scritto libri. Fa piacere vederla e pensarci, anche perché io per tante cose ho una memoria per immagini, perlomeno chi mi ha visitato così mi ha detto. Il cinema come forma di liberazione è appunto riscatto. Il cinema ha una potenza incredibile che è appunto quella di farci raggiungere una sorta di catarsi. Una sorta di riflessione, una sorta di, non lo so, un sorriso ironico alla fine. Resta comunque un evento di una gravità enorme, ha cambiato la nostra vita.